Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano. Allora, facciamo un po' il punto della situation. Qua avevo poca roba da fare. Ci direi di fare festeggiamenti podio. Strutture, non spendiamo soldi per il momento, ma la siamo messi molto bene, soprattutto per la gestione punti risorsa, cioè per la generatore punti risorsa. E l'ultimo che voglio fare è la resistenza, così ne generiamo tanti. Ricerca e sviluppo, 810, secondo me non possiamo fare un cazzo con questa cifra. Infatti. Però la stiamo sviluppando veramente bene la monoposto. Appunto, non possiamo fare ugazza. Siamo la seconda potenza, siamo impatto minore, abbiamo le cerchioni di dispersione e condotte dei freni riprogettate, ok. E adesso c'è Monza. Ok, perfetto. Posizione in classifica è molto buona. Cioè abbiamo negli ultime 4 gare primo, ritiro, quinto, secondo. A parte il ritiro in Gran Bretagna, un ritmo importante per veneziano. Hamilton si sta avvicinando di brutto, ma manca solo sto cazzo di fastest che non arriva. 0 campionati piloti, 0 costruttori, 2 pole position, 192 punti totali, 2 gare vinte, 7 piazzamenti sul podio, 11 piazzamento medio, la media 11esimo, chilometri percorsi 1949, giri veloci 0, giri percorsi 1220. Bene, ci vediamo dopo il Gran Premio di Monza. Cioè sì, dopo il Gran Premio di Monza, dopo le qualifiche a Monza. È sempre bello ritornare a casa. Il Gran Premio d'Italia ci viene offerto dall'amatissimo e iconico Autodromo Nazionale di Monza, il circuito con la più bassa resistenza aerodinamica del calendario. Sa spingere al massimo i piloti e sicuramente ne vedremo molti sfrecciare a velocità esorbitanti. Oggi ci troviamo a 19 km a nord-ovest di Milano per il Gran Premio d'Italia, dove possiamo aspettarci velocità massime di quasi 350 km/h. Questo circuito di 5 km e 7 ha 11 curve, di cui 7 sono chicane, e con una buona scia e il DRS aperto oggi dovrebbero esserci molte opportunità di sorpasso. È qui con me Luca Filippi, pronto a darci le ultime notizie sulla gara di oggi. Per cominciare vorrei un'opinione su Romain Grosjean. C'è un nuovo cambio su quella monoposto, che vuol dire una penalizzazione in griglia e, speriamo, una bella rimonta. Incrociamo le dita, è un guasto di cui oggi non dovrà preoccuparsi. Non ci sono molti lati positivi in una penalizzazione sulla griglia, ma penso che riuscirà a recuperare posizioni nel corso della gara. Prima di iniziare rivediamo le posizioni sulla griglia di partenza. L'uomo della pioggia si posiziona in pole position. Ragazzi, pole mostruosa con un bel vantaggio anche. Raga, su tracciati veloci così siamo i più forti, motori più forti, secondo il livello di prestazioni devastanti. Veramente, sono strasoddisfatto. No, ma cazzo, era no, zio che... Latifi e Romain Grosjean relegato in fondo alla griglia. E insomma, raga, ho una cosa da dire che adesso non so se sarà sicura. Ma vecchia mia la scuderia, faccio quello che voglio. Teniamo così, però una piccola aggiunta, che se tutto va bene, vediamo che la carriera continua bene, anche perché siamo messi, cioè, non dovete spaventarvi, adesso le vince tutte, queste sono solo le mie gare, Spa e Monza, sapete che sono gare stradevastanti. Però potrebbe anche essere che magari potrete il prossimo anno tentare da 90 fare una cosa che non ho mai fatto, andare a 95, però vediamo, ci sto pensando perché non voglio neanche stressarmi, perché il 5% cambia tanto. Certo che qua a Monza con sta macchina possiamo tranquillamente vincere, abbiamo una macchina iper veloce e quest'anno teoricamente il regolamento non cambia, quindi il prossimo anno cominceremo veramente a bomba e possiamo già cominciare a lottare per il mondiale. Certo, devo cominciare a ritirarmi di meno, a sbagliare di meno, perché faccio ancora tanti e tanti. Oggi voglio vincere, punto e basta, siamo in casa. Vai, si parte, Gran Premio di Monza. Voglio che sia una gara noiosa, dove dominiamo. E possibilmente che la safety car non ci rompa i maroni. Partenza sublime, perfetta, autoritaria. Yellow flag subito. Subito contatti dietro. Ma niente di grave. Adesso me ne voglio andare, possiamo farlo, raga. Magari non così.
In gara comunque è diverso in qualifica, l'ansia è molto più alta. Ok, andiamo forte, continuiamo così. Adesso ne stiamo andando io e Gigi, ragazzi, siamo in fuga io e Gigi. Lo vincerà che sto anno Hamilton al mondiale. Ok, adesso stiamo tranquilli, io voglio anche il fastest, lo pretendo il fastest. Ok raga, cazzo però Gigi è qua fastest di veneziano, ma Gigi è qua, sarà lotta con Gigi. Due coglioni. Però se in una gara ragazzi, come mi ha chiuso Gigi, silenzio. Altro che 95, anche in una gara dove dovrei stravincere con la macchina che ho, Gigi mi supera, è impressionante. È impressionante la forza della Mercedes. Vai. Altro che gara tranquilla con 5-6 secondi di vantaggio sul secondo. Io purtroppo pago l'inizio, io proprio faccio fatica a inizio gara a entrare, non so, le gomme in temperatura, le soft. Ho proprio dei problemi importanti io su questo, che bisogna risolvere se vogliamo vincere il mondiale, li dobbiamo risolvere tutti. Ma in qualifica ho dato qua, cioè 8 decimi a Gigi. Cioè è spaventoso adesso ritrovarmi così. Sì, Ocon è già, siamo già in fuga, dai, fuga io e Gigi. Sì, comunque non è finita questa, qua Gigi non è che non può andarsene, dai, insomma. Non se ne può andare Gigi Hamilton, perché lui ricordate sempre che è Gigi Hamilton, fastest di Gigi. Da questo giro potrai usare i DRS. Ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS. Adesso stiamo tranquilli, un secondo dall'auto davanti a te. che ce lo pappiamo Gigi. Lui ha fatto comunque un sorpasso degno del miglior Gigi, dobbiamo essere sinceri. Ma se noi stiamo sotto l'un secondo col DRS ce lo succiamo. Comunque il nostro motore è superiore al suo. Sviluppo della macchina perfetto per il momento. Ricordiamo di non fare la cagata dell'altro anno, che ho buttato via un quinto posto. Qua ho fatto un erroraccio, Niente, mi sto nervosendo. Calma, come calma, cazzo, calma. Ecco, sono fuori il DRS anche. Calma, come. Che mancano solo 26 giri. Relax, come, relax. Ok, siamo a 5 decimi di svantaggio. Secondo me ce lo possiamo ciucciare adesso. Gigi Hamilton. Siamo in DRS. Il fastest è sempre di Gigi però, Mamma mia, stiamo correndo come dei pazzi scatenati. Qua però, staccatona impossibile. Mamma che staccatona. Mamma che staccatona, signori. Staccatona pesante. Attento a prendere il cordolo. Adesso vediamo se riesco io ad andarmene. Non ce l'ho fatta prima, ho messo Mario le gomme più in temperatura, magari ce la faccio. Ma tanto il fastest so che non lo farò mai, quindi ho capito che... Ok. Adesso abbiamo preso un piccolo vantaggio, sul rettilineo siamo forti, sul rettilineo siamo fortissimi, raga. La sosta è prevista tra il 10° e il 12° laps.
Ok, fuori anche il DRS. È fuori dalla zona DRS Gigi, Non sto prendendo benissimo la prima chicane però, Non è prevista pioggia, però è molto nuvoloso. Non sono strasoddisfatto di come sto guidando, rispetto alla qualifica, che però sono giri secchi, c'è poco da fare, è diverso il ritmo gara. Il ritmo gara di inizio gara, scusate il gioco di parole, è là che io perdo tanto nei primi 10-11 giri, faccio cagare. Dopo, nella seconda parte, recupero tanto. Inspiegabile, ma io con le soft vado male. Però adesso stiamo prendendo, vabbè, Vettel è già 5 secondi. Se non ci sono cagate kumendiane e altre robe, questa la vinciamo, Adesso devo fare un giro a standard, assolutamente, se no la macchina, il motore si dilagna. Hamilton comincia a perdere, se lo recupera parecchio. Cioè il computer comunque nella prima parte sono devastanti. Infatti guarda quanto ho perso anche da Vettel, 3 decimi in una curva, adesso che ho messo Michelle a standard. Che palle, oh. Per un giro lo faccio così. Cerchiamo di non portarlo in zona di RS, che ci arriva subito. Porca miseria. Ho un po' rischiato. Qua possiamo rischiare. Ricciardo si ritira e non c'è la safety car. It's incredible. Ok, quindi non sempre c'è la safety, meno male che almeno non c'è il bug che al primo ritiro arriva sempre la safety car. Si vede che proprio deve andare così. Liberty Media vuole aiutarmi, allora, perché non mi conviene la safety car adesso. Box in questo giro. Ricevuto, ti fermi a questo giro. Così non entra magari il pirlone di Mick. Siamo entrati perché cominciavo a perdere, era 10 secondi da Vettel, ho preferito rientrare. Comunque dominio totale qua, Ma ragazzi, non pensate che le vinca tutte così, sono le favorevoli, poi ripeto, poi sono la seconda miglior macchina col miglior motore, a Monza faccio merda. Mi ci supera anche Albon. No, non puoi farmi rientrare così, però. Non ci voglio credere. Gara buttata. Non ci voglio credere. C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. Non ci voglio credere. Ah, no, non va dei box. Non va dei box. Zio porco, Albon, di quella troia di tua madre. Che è una gran troia. Non può farmi uscire così il gioco, però neanche il tempo di frenare. Ma va a cagare. Tanto la vinciamo lo stesso. Faccio una fatica, però mamma quanta fatica. Beh, ci abituiamo, non sono preoccupato, non sono preoccupato. È la gara giusta per avere il danno comunque. Ecco, bravo, vai a cambiare le gomme, deficiente.
Poteva essere una vittoria sicurissima al 1000%, ce la dobbiamo sudare un po' di più. Abbiamo anche il fastest, che tanto perderemo il penultimo giro. 5,5 secondi. 5 secondi da Gigi, perdiamo qualcosa, eravamo a 6-7 secondi da Gigi. Il danno non sembra, scusate se ho messo pausa, ma ho tirato giù tutti i santi del calendario. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. Stai buono. Adesso vediamo. Comunque adesso mi sto... Dai, il danno non sembra gravissimo. Il danno non sembra gravissimo. Ne ho visti di peggio. Non riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Passa la miscela 2 al più presto. Certo, io fastest non ne farò più, quindi lo perderò. Comunque ritiro per Ricciardo e nessuna safety car. Meglio, grazie Liberty Media. Stiamo portando a casa bene, ma L'ultimo giro. adesso vediamo se portiamo a casa anche il fastest, speriamo. Io mi sono tenuto l'ultimo giro con l'ERS al massimo. Carburante per un solo giro. Vediamo se è fattibile. Però veramente grandissima vittoria. Safety car che non è arrivata dopo tanto. Ma sta maturando una vittoria pesantissima in casa. Ed è la prima, diciamo, dominata. Però me la sono conquistata comunque con un sorpasso bellissimo su Gigi. Anche se poi ho rischiato di perdere tutto con Albon. Per fortuna il danno non è stato rilevantissimo. Sta recuperando molto Hamilton, sto facendo molta fatica adesso, ma è anche abbastanza ovvio, diciamo. Ok, signori, arriva una vittoria di una meravigliosità inaudita, inaccettabile, perfetta. Peccato solo Mick Schumacher che con la penalità che si è preso per il cambio dei pezzi è molto indietro, ma signori, il talentissimo c'è. Oh yes! Che guida splendida. Well done, blau job, è tornato il blau job, signori. Che vittoria! Grande macchina. Mick Schumacher pilota del giorno perché? È finito a punti? Eccoci qui. Lui è dopo una contento. gara combattuta e difficile, sono riusciti a vincere il Gran Premio d'Italia. Eh sì, in caso ha vinto, guardalo! Come si sia decisa la gara di oggi, visto il risultato finale? Mi sembra evidente che il fattore determinante Senza sponsor, perché sono un uomo di classe, non voglio i soldi. So che può sembrare una semplificazione eccessiva, ma è l'auto più veloce a vincere, Carlo. E il vincitore di oggi l'ha confermato. Eh sì, ha fatto anche il fastest, Del forse. genere sono stanco io. Non oso immaginare loro. Guardalo. Hanno lavorato sodo per arrivare lassù. È una grande soddisfazione vederli raggiungere il podio. Grande Kume. E grande Kume da GP. Shepard! Un pilota italiano che vince in casa con una scuderia anche italiana, perché io sono italiano. E si gode. Vediamo se arriva anche il fastest. E dopo questa gara, Yes, la classifica primo fastest per Veneziano. E che fast, che spa. spa. Buono. Buono. Forte di un... Ma no, che coglionazzo. Cosa sto facendo? O siamo quarti nel mondiale e a meno 41 che adesso iniziano le gare sfavorevoli, ma me la sto giocando anche per il mondiale, ragazzi. È quasi impossibile, però raga, non so cosa dire. Un saluto al comandante veneziano. Comunque Mick 13esimo. Ci sarà la possibilità il prossimo anno andiamo a 95, il livello che non ho mai affrontato. Intanto però godiamoci sto momento, perché adesso inizieranno gare molto difficili. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!